Buonasera, bentornati a questa nuova puntata della Tana del Bianconiglio. Allora, questa sera saremo sicuramente in attraverso lo specchio, ma faremo un viaggio, diciamo, un po' a metà, tra, il visibile e l'invisibile, appunto. Ma adesso vi spiego tutto. Come sempre andiamo con ordine con le nostre consuete scritte. Spero che non ci siano problemi per quanto riguarda la connessione, ma mi sembra tutto regolare. Allora, se volete supportare la Tana del Bianconiglio ci sono diversi modi, tra cui le iscrizioni al canale, quindi grazie per tutti coloro che si sono iscritti in questi giorni e continuate ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E per il resto, sempre per supportare la Tana del Bianconiglio, potete anche condividere sui vostri social le puntate, lasciare un like e un hype o più hype quanti riuscite anche subito e un segno del vostro passaggio, quindi commentando il video qui stasera in chat con noi oppure quando lo vedrete. E va bene. Allora, lascio sempre anche la mail che è tanadelbianconiglio@blu.it per ulteriori comunicazioni, inviare shorts o suggerimenti, sempre valida. E ci siamo. Poi cambiamo scritta, eccola. Allora, vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram e di seguire la pagina Facebook, che sono appunto in descrizione sia qui del video di stasera, sia nel canale in generale, e di dare sempre un'occhiata alle playlist, perché oltre a questa di Attraverso lo Specchio ci sono tutte quelle regionali e stasera, ripeto, sarà un po' a metà. Okay, dare un'occhiata alle playlist, okay, ci siamo. E poi questo è sempre molto importante, è disponibile il percorso ASMR di Alice, quindi le meditazioni create da, Alessio Boni con la mia voce sussurrata a 432 Hz con i toni binaurali, che possono essere molto utili se volete, provare l'esperienza del sogno lucido e quindi, diciamo fare proprio pratica. Potete, per tutte le informazioni scrivere a info@bonialessio.com. Ma non posso non dire la novità di questo periodo, quindi eccoci qui con la locandina. Risvegliarsi nel sogno, Alice attraverso lo specchio, proprio dell'ASMR che stavamo dicendo, qui ci sarà la possibilità di fare una prova pratica, quindi esattamente a Sarzana, in provincia di La Spezia, scusate che prendo lo stregatto, eccolo. Allora quindi faremo una prova pratica dell'ASMR di Alice, ci saranno diversi relatori, quindi diversi bianconigli qui della zona, tra cui Angelo Tonelli, Fabrizio Panizzi e Roberta Partele, oltre ovviamente ad Alessio Boni e me, per una piccola conferenza prima appunto della prova pratica. E quindi prenotatevi, allora ho anche il numero di telefono, potete già prenotarvi al, eccolo qui, 338 315 3159, così almeno non avete problemi per il posto. Adesso mi sta scappando lo stregatto. Bene, allora penso di aver detto tutto il necessario, quindi posso passare, niente, non ce la facciamo. Allora, penso di poter passare alla presentazione del bianconiglio di questa sera. Andiamo qua in ospiti. Ok, niente, ce la facciamo. Vediamo se la regia mi dà una mano. Ok, allora, lo conosciamo benissimo, però ve lo rinfresco. Nato a Sezzo, il più piccolo comune della provincia di Cagliari. Dopo gli studi classici gira il mondo per 35 anni studiando i popoli naturali, senza stato e con un'origine millenaria comune. In Egitto si imbatte nelle raffigurazioni dei popoli del mare. Aiuto. Non ce la fa stare fermo stasera. Dei popoli del mare, degli Sciardana e della Guardia Reale. Scopre che tali raffigurazioni sono identiche a quelle dei bronzetti sardi del secondo millennio avanti Cristo. Dopo un continuo viaggiare per l'Europa, l'Africa, il Mediterraneo, nel 2001 partecipa a un convegno organizzato dalla provincia e dal comune di Oristano sul tema Sciardana, il popolo dei nuraghi. Lo scontro con alcuni relatori della sovrintendenza porta il nostro bianconiglio a una situazione di urto continuo con la cosiddetta scienza ufficiale, ma l'interesse e la partecipazione del pubblico alle sue conferenze lo convincono ad andare avanti. Nel 2002 pubblica Sciardana, i popoli del mare, la cui prima edizione è esaurita nel giro di un mese. Considerato il più accreditato studioso dei popoli del mare, la sua opera oggi l'unica completa documentata nella letteratura italiana sull'argomento.
autore tra l'altro di altri bellissimi e interessantissimi libri, sono già tutti in descrizione, e ci sono, ovviamente mi piacerebbe poi parlare con lui dei prossimi eventuali argomenti, adesso poi magari appunto verranno fuori. E che dire, siamo veramente contenti di dare il benvenuto, e si può dire che da Sarzana a Sciardana è veramente un attimo. E allora, anzi, più che il benvenuto, il bentornato a Leonardo Melis. Eccolo qui. Ciao Leonardo, buonasera. Bentrovati, buonasera a voi. Ho avuto il gatto che ha fatto un po' di tutto in questo Ok. momento, ma insomma spero di aver presentato adeguatamente, diciamo, un po' il tuo lavoro. In realtà ci sono tantissimi appunto argomenti, dicevo, che potremo poi discutere successivamente. E, vabbè, semmai lo vediamo alla fine, quando, quando abbiamo finito la presentazione di stasera. Che dire, io andrei subito con il titolo. Allora, eccolo qui. Quindi è un titolo particolarissimo perché è un argomento particolarissimo, quindi Il segreto del vello d'oro, Giasone e il bisso della Sardegna, con Leonardo Melis. Quindi a te, carissimo Leonardo, vediamo se riesco a metterti più in grande, eccoci, per questo argomento veramente molto affascinante, metà tra la mitologia e i luoghi fisici, diciamo. Sì, la mitologia abbiamo imparato dalle medie, diciamo, quando si studiava la storia, chiamiamola greca, che la mitologia aveva una base chiaramente storica. Poi chiaramente la voglia di teatro dei greci fece il resto. Però nel nostro caso, su questo di cui parleremo oggi, c'è questo viaggio degli Argonauti che sembra tanto una fantasticheria, ma pare che sia improntato su altri viaggi, che io ho paragonato in tanti libri già dai primi del 2000, innanzitutto a quello di Ulisse, no? E poi a quello di Enea. Parlo del viaggio di ritorno, perché il viaggio di andata dura qualche giorno, passano dall'Emno lì e poi arrivano dei colchi, ma il viaggio del ritorno è fatto attraverso l'Europa. E quindi ricorda, oltre che i viaggi di Enea e di Ulisse, che sono per di più nel Mediterraneo, quindi via mare, eccetera, qui parliamo di fiumi come il Danubio, che allora aveva un altro nome, aveva il nome Istro, o il Dnieper, che si chiamava con un nome sardissimo che esiste tutt'oggi, Boristene. Noi abbiamo un fiume in Sardegna che ha lo stesso nome del Dnieper allora, Boristene, ma alla foce del Dnieper c'era una città che si chiamava Olbia. Voglio dire, cioè, queste cose, troppe similitudini. Ritornano proprio, ritornano. Quindi io ho cercato di ricostruire la cosa avendo già costruito l'esodo, il primo esodo dei popoli del mare che uscirono da Ur, parliamo del 2200 a.C., quindi che risalivano il Danubio, il Dnieper, eccetera, ne parliamo dopo. Comunque ci sono queste concomitanze e in più salta fuori il vello d'oro, chiaramente, che nella storia degli Argonauti è la cosa principale, cioè loro partono, gli eroi greci, i più grandi eroi greci, compreso Eracle e altri, partono alla ricerca di questo velo d'oro. Ma cos'è il velo d'oro? Lo vedremo stasera. Allora, cos'è il velo d'oro? Adesso stasera lo scopriamo senz'altro. Io ti comincio a mettere le slide a questo punto, così Perfetto. tu le manovri tranquillamente. Eccola qua. Eccolo, Prima. sì. E qui, a parte la copertina del mio ultimo libro che sta uscendo adesso a gennaio, praticamente questa settimana penso che sia già anche su Amazon, eccetera, un po' di pubblicità non guasta mai. È un libro che Già riprende, linkato in descrizione, tra parentesi. è un libro che riprende, molti mi hanno detto, ma la copertina del primo, cioè non è esattamente quella, però si somiglia parecchio con questo bronzetto, con queste navi, eccetera, col titolo capovolto, perché i primi 10 libri io li scrissi con un titolo Sciardana e sotto i popoli del mare. Qui abbiamo invertito, abbiamo messo i popoli del mare, Sciardana, gli antichi re. Però riprende tutti quei libri che io ho scritto dal 2002 in poi, sono una ventina ormai, più gli ebook, eccetera, e riprende tutti i libri
diciamo, un po' dissunto le cose più importanti, rimarcandoli e usando le nuove scoperte, perché inizialmente ho dovuto usare anche delle intuizioni molto azzardate che mi sono state rinfacciate, invece poi sono verificate delle verità con le ultime scoperte fatte non solo da me, ma da altri studiosi, altri ricercatori, non solo sardi, non solo italiani, ma molti anche di Israele. Eh, gli archeologi israeliani stanno ormai scavando dappertutto alla ricerca di prove per la Bibbia, perché per loro questo interessa. Invece stanno facendo un sacco di piaceri a me e ad altri studiosi, ricercatori indipendenti, perché loro scavano, però trovano le tracce dei popoli del mare. Andiamo pure avanti. Allora io, sto riscontrando un problema a livello di, video, nel senso che vedo una chat live che però non la vedo nella nostra, quindi magari datemi conferma che stiate vedendo tutto, che quindi siamo arrivati alla prima slide, eccetera, eccetera, perché, vedo qualche incongruenza nel video. Quindi ditemi voi se è tutto a posto, se state vedendo ovviamente la live in questo momento. Grazie. Quindi andiamo oltre con la seconda, giusto? Va bene, sì. Okay. Perfetto. Allora, cominciamo a prendere Erodoto, che è quello che è l'autore dell'epopea degli Argonauti. Lui parla dei Colchi, che sono i custodi di questo vello d'oro. La Colchide si trovava nel Mar Nero in alto sulla destra, poi vediamo una piantina magari più tardi, però i Colchi sono quelli che lo detenevano. E lui dice che i Colchi sono di razza egiziana, quindi vengono dall'Egitto. Non è detto che fossero gli egiziani, ma in Egitto c'erano un sacco di popoli, compresi parte dei popoli del mare, eccetera, e non solo, e con capelli neri e crespi, e vabbè, colorito scuro, e va bene. Sono circoncisi. Questa è la prima traccia. Perché circoncisi? Io sapevo benissimo, quando ho ripreso Erodoto, per vedere cosa scriveva degli Argonauti, perché la circoncisione, che diamo per scontato che fosse un'invenzione di Mosè, diciamo, nell'Esodo, che fece circoncidere tutti i maschi da una certa età in su degli ebrei, degli Apiros, così si chiamavano allora, mentre invece in Egitto abbiamo ritrovato un bassorilievo. Questo è un grafico, ma il bassorilievo l'abbiamo comunque fotografato, è uguale, dove c'è una circoncisione, due circoncisioni addirittura, una di un ragazzo che vedete sulla vostra sinistra, il ragazzo che è tenuto per le mani, quindi lui ha un po' di paura, e la circoncisione avviene così, tenendo, mentre invece l'adulto sulla destra, essendo un adulto, non ha bisogno di essere, è più coraggioso chiaramente, però quello che colpisce è il fatto che il bassorilievo è della sesta dinastia, è stato trovato a Saqqara, ed è datato terzo millennio a.C. Se noi mettiamo una delle date dell'Esodo, quella più vicina a noi, è intorno al 1250 a.C., abbiamo più di 1000 anni cioè gli egiziani conoscevano, e quindi Mosè, che un certo Freud, tra parentesi, dice che non era affatto ebreo, ma era egizio, cosa che io ho scritto anche prendendo da quello che ha scritto Freud, Mosè l'egizio, e Mosè conosceva già la circoncisione perché era un egizio, però Erodoto aggiunge anche che inoltre il lino egizio, chissà perché cita questo lino, e quello colchico sono fra i migliori. È precisa però, ecco perché lo nomina il lino. Cosa c'entrava il lino? Perché lui dice che il lino colchico, quindi quello dei colchi che sono circoncisi, eccetera, eccetera, è chiamato dai greci lino sardonico. I greci non conoscevano il bisso, lo chiamavano lino, ma non solo loro, ma anche un periodo fino al tempo dei Romani. Ma la circoncisione la praticavano i popoli del mare, e questo è sicuro, non lo dico io, lo dicono i testi egizi, persino altri testi, diciamo, che riportano al periodo
dei popoli del mare, i popoli del mare erano circoncisi. Erodoto stesso dice che Shardana e etiopi sono circoncisi, e gli egizi chiaramente. Quindi Certo. allora a questo punto stiamo parlando dei popoli del mare e vediamo perché, andiamo avanti. Sì, no, volevo solo, guarda, torno giusto un attimo indietro perché questo lino sardonico volevo far vedere la meraviglia di che cos'è, ecco, che magari l'abbiamo sorvolato un po', è una cosa veramente meravigliosa, sembra veramente fatto di oro, ecco. Ok, infatti. Ah, vabbè, scusami, c'era anche in quella successiva, perfetto. Allora c'è chiaramente di nuovo il bisso, che è una foto che mi ha fornito un'amica da molti considerata l'ultima tessitrice di bisso. Non è esattamente così, perché io conosco due sue allieve, sempre dello stesso paese, Sant'Antioco, che filano anche loro. Poi ho saputo anche di alcune ragazze della zona della bassa Italia, diciamo del sud, che anche loro testano il bisso. Però la differenza tra loro e Chiara Vigo è che Chiara Vigo è anche pescatrice, l'autorizzazione per pescare non pescare, non è la parola data, però lei riesce a prelevare questi filamenti da questa nacchera, così che si chiama, è una sorta di, è una conchiglia, diciamo, tipo una cozza gigante, perché è alta 1 metro circa, sta in piedi, non so come fare, sta fissa in piedi, e lei riesce a estrarre questi filamenti che sono un po' come quelli della cozza. La cozza, questi filamenti che noi buttiamo prima di metterla in padella, diciamo, nella pentola, però quella della nacchera è dorata, sono fili d'oro, e lei li estrae senza danneggiare la nacchera, così si chiama, perché se noi alla cozza estraiamo sta cosa, muore. Sono dei filamenti molto preziosi per loro. Praticamente si tiene attaccata al terreno, diciamo, alla sabbia, insomma. Evidentemente serve per qualcosa, però fa parte delle sue viscere, per essere un po' pratici e crudi. E quindi Chiara produce queste cose, in più pesca, e più fa tutte queste. Lei è un po' noi in Sardegna le chiamiamo Gianas o cose del genere, quindi è un po' maga, un po' quello che è, mi scuserà se uso dei termini impropri, magari Chiara lei ci tiene tanto, e più lei, quando ci siamo conosciuti, mi fece abbiamo fatto anche delle puntate sulle Janas, quindi insomma spero che apprezzi. Quindi le conoscete già. Praticamente fu un incontro un po' strano, perché lei, quando io arrivai nel suo studio, stava parlando con un turista, un tedesco, in modo molto così, chissà cosa discutevano. Comunque si è girato un attimo, ha visto me e le persone che erano con me, l'ha mandato via praticamente questo turista, e ci è venuta incontro e mi ha salutato. Ha detto: ma ci conosciamo noi? Io non ho detto niente ancora. Certo che ti conosco, tu hai scritto il libro, hai parlato di me, ma ha detto: inoltre io sono della tribù di Dan. Io ho fatto un salto alla tribù di Dan. Io avevo appena scritto il secondo libro, eravamo nel 2004 mi pare, I principi di Dan. Se ho avuto problemi col primo libro sui Shardana, e con I principi di Dan si sono volatilizzati tutti gli amici che mi avevano fatto col primo libro, anche parenti, nipoti, eccetera. E quindi sentire una persona che diceva: io sono discendente della tribù di Dan, e allora ne parliamo, perché abbiamo accennato alla tribù di Dan. Intanto l'immagine riporta anche il Giasone che prende il velo d'oro dall'albero, custodito dal drago, che qui è un serpente. Un po' il serpentone drago, diciamo, a Sì, il livello serpente simbolico, drago. a volte sovrapponibili, però è interessante, no? Questo serpente che si avvolge sull'albero, veramente molto interessante. Sì, perché gli autori, pittori, eccetera, in Gesù o altro, rappresentavano le cose come le avevano loro in mente, come il serpente dell'Eden, che alle volte addirittura Michelangelo lo dipinge come una donna, sotto forma di donna, e quindi Lilith che si vendica su Eva, ma non ci allarghiamo. Comunque ecco, il drago è rappresentato qui come un serpentone grande.
e Giasone lo porta via. Insomma, la storia voi ve la leggete nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, che è il mio autore preferito per quanto riguarda gli Argonauti. E quindi andiamo un po' avanti, perché la tribù di Dan salta fuori sicuramente per un paio di motivi. Allora, il viaggio si svolge di andata e ritorno, perché partono dalla Grecia, attraversano i vari stretti Dardanelli, eccetera, e vanno nel Mar Nero, e lì incontrano qualche disavventura. Gli Argonauti, lo sappiamo, Argo che era quello che aveva l'arca, diciamo, la nave. Anche sulla nave c'è tutta una storia di come era costruita, con un albero davanti che pare fosse una bussola o altro. Comunque ricorda le navi dei Feaci e altro. Comunque c'erano Eracle, c'era Ulisse con Laerte, c'erano Castore e Polluce, il fratello di Elena, insomma tutti i più grandi eroi del periodo, oltre a Giasone chiaramente che cappeggia tutta la spedizione. E passano soprattutto a Iolco e a Lemno. Parlo un attimo di Lemno, perché Lemno aveva un altro particolare che richiama i popoli del mare, in questo caso è Sciardana. Perché? Non è che io voglio parlare di Sciardana perché sono sardo, ma in questo caso riguarda loro in particolare perché erano i detentori principali di questo prodotto. Allora a Lemno Lemno era un'isola abitata di sole donne, e per di più Lemno puzzava da lontano. Perché? Questa cosa poi è attribuita alle donne che l'abitavano. Perché cosa era successo? Le donne si erano vendicate dai loro mariti per storie di gelosie varie, eccetera, e le avevano uccise. E gli dei, per punirle, gli avevano dato questa disgrazia che puzzavano lontano. E da una ricerca io sono andato a trovare, non solo io ma anche altri, che a Lemno ci abitavano sia gli Etruschi, attenzione, ci sono delle famose tavole con la scrittura etrusca trovate a Lemno, sia gli Acaiasa, che sono gli Achei di Omero, quindi quelli che abitavano la Grecia in quel periodo, sia gli Sciardana. Perché ho queste notizie? Perché sia a Simone Diceo che altri autori parlano dei Sciardana che praticamente abitavano a Lemno e passarono in Grecia, rapirono le donne ateniesi, poi andarono a Creta e si governano da soli. C'è un'altra aggiunta di un altro autore, adesso non li nomino perché poi devo divagare, l'altro autore che dice praticamente i primi sardi sbarcati sull'isola, a Creta, furono catturati e portati a morire fra le braccia arroventate del gigante di bronzo Talu, che c'entra anche col viaggio degli Argonauti, attenzione, poi lo troviamo verso la fine. Talu era un gigante di bronzo, quindi davano fuoco sotto, diventava rovente, e i sardi li mettevano fra le braccia di questo gigante di bronzo. I sardi andarono incontro alla morte ridendo, da qui il famoso Sardus Gelo di Omero, cioè il riso sardonico, e qui c'è un altro legame. Però il fatto che c'erano i Sciardana lì, poi io sono andato a fare un'indagine e ho scoperto che i Sciardana producevano la porpora anche a Lemno, perché poi la producono in Mediterraneo dopo l'VIII secolo, ne parlano i romani, come i romani la chiamavano la bamma sardianica, la porpora sardianica, quindi sardana, che era la più bella del Mediterraneo. Quindi da un'altra conchiglia che è il Murex, dicevamo fuori onda, che è una conchiglia invece fatta diversa con... Sì, qui si tratta ancora di un'altra conchiglia, praticamente è quello che noi chiamiamo, non lo chiamiamo, però è un nome diciamo dialettico, quindi, però è una conchiglia che ricorda un po' quelle conchiglione più grandi che si usano per sentire il mare, no? Quelle belle conchiglie sono piccole, se ne usa una parte, la parte finale, e si mette a macerare questa cosa qui un paio di 3 giorni circa, una settimana, e a seconda di quanto tempo rimangono poi esposte al sole diventano violacee, rosse, eccetera. E i più grandi produttori di questa roba, dice la Bibbia, e non solo i romani, era un tizio della tribù di Dan. Perché la tribù di Dan?
Perché lo vediamo dopo. Intanto ho riportato questa immagine dove ci sono delle scene che sono comuni, sono uguali, sono tutti dei salvati dalle acque. A cominciare da Sargon di Akkad. Allora, il primo in alto a sinistra è Mosè che viene salvato dalle acque dalla madre egizia, e va bene, salvato dalle acque. A destra in alto abbiamo Perseo, è quello in basso, salvato dalle acque anche lui, dentro una specie di barca o qualcosa del genere. Gli altri erano delle ceste di vimini, e abbiamo Romolo giù, insomma tutti salvati dalle acque perché nati da una vergine del Tempio e da un dio, la solita storia, affidati alla corrente del fiume, vengono salvati poi e diventano grandi re tipo Romolo, uccidendo lo zio, il re, eccetera, e così pure Sargon di Akkad. Questo Sargon di Akkad ha dato origine alle più grandi civiltà. I nati sono tutti salvati dalle acque, compreso Perseo, compresi tutti quanti. E c'è un motivo per cui anche qui parliamo di Sargon. Andiamo avanti. Ok. Allora, noi hanno insegnato a scuola, già dalle medie, che la porpora l'avrebbero inventato questo fantasmagorico popolo che chiamiamo Fenici, che praticamente non erano i Fenici, erano i Cananei e altre popolazioni che abitavano la Siria e Palestina, e nell'VIII secolo circa avrebbe inventato sta porpora. Mentre invece non è così. Durante l'Esodo, torniamo al 1250 o 1450, quindi almeno 400-500 anni prima dei cosiddetti Fenici, c'era questo Oliab di Dan a cui Mosè diede l'incarico di costruire l'arca. Ma questo giovinotto, Oliab, figlio di Achisamach, geniale artigiano, insieme a Bezalel di Giuda, era definito da Mosè ideatore di progetti. Inoltre intesseva la porpora rossa, scarlatto, e ricamava il bisso. Stiamo parlando del 1250, quindi ben prima dei Fenici, eccetera. E questo signore, questo artigiano, questo artista, oltre che usare già la porpora e lo scarlatto, che è una variazione della porpora, ricamava anche il bisso. Quindi questi due prodotti che non si conoscevano già vengono rappresentati nell'Esodo, Esodo 35, versetto 30. Andiamo avanti. Quindi entrambi, insomma, di pari passo, ecco, quindi li troviamo. Sì. Infatti questa è l'arca. Perché abbiamo messo l'arca? Perché noi siamo portati a pensare che quest'arca fosse un'invenzione degli ebrei nel deserto, eccetera. In Egitto è pieno di arche. In Egitto è pieno di arche, quella in alto a sinistra è nel Tempio di Abido, quella in alto a destra è una scoperta di un tempietto che ho scoperto io in Egitto, dove c'è un sacco di cose, di lampade, elettricità varie. Non ne parliamo stasera, ma magari una puntata sull'elettricità potremo fare, l'elettricità in Egitto e non solo. Il tempio di Dendera, che l'altra volta giustamente avevamo detto che in egiziano proprio moderno si pronuncia Dandara, quindi proprio col Dandara. Sì, perché le vocali non esistevano solo le consonanti, quindi ognuno è come Shardana, che molti dicono Sherdà o Sherdano, insomma le vocali ognuno ci metteva quella che voleva. E le altre sono quella in bianco e nero, stata trovata nella tomba di Tutankhamon, mi pare che ce ne fossero 4 o 5 lì, e quella giù, perché salto quella in basso? Perché quella è un'archetta piccola che è stata definita giocattolo, perché ha le ruote, dagli archeologi sardi nel Museo di Cagliari. È un'arca, modellino di arca. E io insisto nel dire che non è un giocattolo, perché questa è un'archetta. E in Sardegna le cassepanche, vedi quella cassapanca lì a metà a destra, si chiama archetta. Non in Campidano, non nella zona di Cagliari, ma nel Cavesuso, come diciamo noi, nel Nurese, eccetera,
si chiama Archeda, Archeda, quindi il nome, quindi erano soltanto delle cassepanche che servivano per tenere varie cose, poi c'erano quelle magiche, Mosè che l'aveva elettrificata e quelle robe lì. Però qualcuno mi dice, ma Leonardo, vedi che quello è un giocattolo perché ha le ruote, l'arca non ha le ruote. Allora, io ho una foto dell'arca rappresentata a Cafarnao, stiamo parlando dell'attuale Israele, a Cafarnao, una delle città che visitava Gesù, no? E alle ruote. Non solo, io sono andato in una delle tante basiliche in Francia, non vi dico qual è, ma una delle più famose, e vedete quella lì al centro che è rappresentata nella facciata di questa basilica, chiamiamola così, alle ruote, anche lei. Quindi È proprio un particolare molto piccolo, sì, qua in centro, magari poi domani lo faccio girare sulla parte dei post un po' ingrandito, perché effettivamente è molto molto piccolo qua non si vede bene, pochino. però è un'arca con le ruote uguale a quella sarda. Quindi Olia Bodhidà aveva queste cose. Vabbè, andiamo avanti. Allora veniamo al dunque. Si vede o è troppo piccola? Ma più o meno si vede, dai, questo dovrebbe Perché ci vedersi. sono dei nomi, io ho sovrapposto quelli in rosso, li ho sovrapposti per capire un po' che il tragitto è lo stesso, infatti lo è. Praticamente noi abbiamo inizialmente il tragitto con quella linea violacea che va verso l'alto, partono da Urda, e la prima uscita dei popoli del mare dalla Mesopotamia. Cade l'impero di Sargon di Akkad, Sargon di Akkad appunto, praticamente durò 200-250 anni l'impero di Sargon, poi finisce per una carestia scoppiata che è documentata da vari studi di università varie, insomma, scientifici, non archeologi, ma proprio scienza collegata a queste cose. E 300 anni di carestia, cioè un'assurdità. Ne parla anche Zaccaria Sitchin nei suoi libri sui Sumero-Accadici. Cosa succede? Quando c'è una carestia cosa si fa? Si va verso nord. Di solito funziona così, almeno nelle nostre latitudini. Quando c'è il caldo opprimente, siccità, eccetera, si va verso nord dove il sole batte meno e cosa fanno? Questi popoli fuggono da Ur e dalle altre città mesopotamiche e fuggono verso una città che si chiama Harran. Questa città è una città molto nota, ma alle volte sfugge, perché lì andavano i patriarchi della Bibbia. Sto parlando di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, di Giacobbe, andavano a prendere mogli lì, mogli mesopotamiche, la storia di Rachele, di quella di Lia e di Rachele, tutta quella storia di Giacobbe, eccetera. Quindi loro vanno lì ad Harran, perché ad Harran c'era il culto di un dio, il dio Sin, Nanna Sin. Era gemellato col dio protettore di Ur, il cui sacerdote, diciamo, era il padre di Abramo, per raccontare la storia della Bibbia e collegarla con questa del popolo. Il padre di Abramo, che era Tirù, era sacerdote di Sin a Ur. E ad Harran c'era il culto del dio Sin, quindi loro fuggono e sono ospitati ad Harran. Harran è praticamente quasi sulla riva di quel mare che noi conosciamo e che loro chiamavano con un altro nome. Allora, il Mar Nero, non so se loro attraversarono con delle navi oppure aggirandolo sulla sinistra, ma si attestarono nella foce del Rio Dnieper, il Dnipro di oggi, che allora si chiamava Boristene. Tra parentesi, nella foce del Boristene c'era una città chiamata Olbia, lo citano i greci questo,
Perché lo citano i greci? Perché i greci avevano un'altra città, che era greca, nel Mediterraneo occidentale, vicino a Marsiglia, si chiamava Olbia. E quindi il tragitto dei popoli del mare, via Danubio, eccetera, poi la discesa verso... è lo stesso tragitto che fanno gli argonauti nella marcia di ritorno, diciamo, perché non si capisce perché non hanno fatto la stessa strada o lo stesso mare, se vogliamo, dell'andata, che era lì a 2 passi la Grecia, no? Probabilmente temevano agguati, come il viaggio di Telemaco, i croci cercavano di ucciderlo, eccetera, e quindi c'era questo timore, e allora hanno preso quest'altra strada. Questa è la scusa, chiaramente, però è descritto il tutto nell'opera di Apollonio Rodio, di Argonautiche, si chiama così. Quindi vediamo che si risale il Dnieper fino al Baltico. Un gruppo fa questa strada fino ad arrivare in Irlanda, in Danimarca, eccetera. Sono i Tuatha De Danann, i cugini dei Shardana, che poi ne parla la mitologia irlandese, che dà origine alle loro, addirittura ai vichinghi, dicono. E poi questo tragitto lo rifanno i vichinghi al contrario, scendendo dal Divina e dal Dnieper per attaccare Costantinopoli nell'VIII secolo d.C. Quindi questa strada, anzi questa via fluviale la conoscevano bene, anche secoli e secoli dopo. Mentre invece l'altra via fluviale è Danubio, e lì c'è una curiosità, incontrano un altro nome a noi familiare, vicino alla zona che oggi chiamiamo Svizzera, c'è un lago di cui mi sfugge il nome, ma c'è una città chiamata Sardona, e qui un'altra traccia. Scendi verso Olbia, quindi verso la Marsiglia o Massalia, e da lì approdano in Sardegna gli Argonauti, un po' quello che fa Ulisse quando trova le stregoni o le stregoni lì a Santa Teresa di Gallura. Poi proseguono e vanno in Campania e trovano la Sibilla, quella Sibilla Cumana, dove la compagna di Giasone praticamente era amica, mi sembra addirittura cugina, mi pare, della Sibilla Cumana, fa questo rito, diciamo, per cancellare la colpa di Giasone perché aveva rubato il vello d'oro lì ai Colchi, insomma, mentendo su qualche cosa, comunque imbrogliando un po' il re dei Colchi, portandoli via anche la figlia, perché Medea era la figlia del re e quindi l'ha aiutato. Medea era una maga e lo salva in parecchi casi. Quindi vanno dalla Sibilla, lì accadono delle cose, poi scendono e arrivano fino a Creta. A Creta incontrano questo gigante che pattuglia l'isola, Creta, Talu, si chiamava così il gigante di bronzo. Talu si dice che praticamente Minosse non cingeva di mura le città di Creta perché aveva Talu che faceva la ronda e quindi nessuno si avvicinava, neanche i sardi a quanto pare, perché li pescava, e Medea riesce a uccidere questo gigante Talu. Come lo uccide? Era un gigante, era un automa in pratica, costruito penso da Dedalo, adesso non ricordo bene la questione, penso che c'entrasse Dedalo. Lei gli svita nel tallone, gli svita un bullone e ne esce un liquido, e questo andava a gasolio, non lo so. Cioè, sono tutte queste cose, la mitologia è curiosa alle volte. E quindi c'è ancora questa avventura. Praticamente questo è per ripetere, per testimoniare che il viaggio di ritorno degli Argonauti ricalca esattamente una delle tracce dei popoli del mare, perché i popoli del mare presero 3 strade, 3 vie fluviali in un caso, 3 strade in un altro, e quella del Dnieper per cui colonizzarono il Baltico, quindi Irlanda, Danimarca, eccetera. Se andate in Danimarca c'è un museo pieno di bronzi e di armi con bronzetti sardi o Shardana se preferiamo, quindi c'era questo contatto. C'è una spada ad antenne identica a un'altra che c'è al Museo di Sassari e che poi si ritrova anche in zona
della TEN, in Sardegna, un po' dappertutto, in Etruria, eccetera. E praticamente questo era uno dei tragitti. L'altro tragitto era quello che i popoli del mare fecero lungo il Danubio, insediandosi lì, diventarono quelli che i romani chiamavano Galli, i Celti. L'altro tragitto, forse con molti popoli in più, era quello che partiva dalla città di Acco, che è San Giovanni d'Acre dei Templari, per capirci, dove abitavano i Sardana, dicono gli egizi, e da quel porto partirono e si insediarono nel Mediterraneo, soprattutto occidentale. E se riusciamo a distinguere le scritte, vediamo che a Creta c'erano i Peleset. La Bibbia dice che i Filistei, che erano lì vicino alla tribù di Giuda, i Filistei della Bibbia, venivano da Caftor, quindi è vero, venivano lì da Creta. Gli Acaiasi erano gli Achei di Omero, quindi vivevano lì in Grecia. I Sacalasa vivevano soprattutto a Mozia, a Palermo e a Marsala. I Sardana chiaramente in Sardegna. I Tuscia inizialmente si insediarono in quella che oggi è la Toscana, eccetera. Poi andarono via, dice Roto, ma ci tornarono nell'VIII secolo. E poi i Vasascia probabilmente sono in corso, e i Libo, che sono importanti perché poi dopo il 1200, con la famosa invasione dell'Oriente, di questi popoli del mare che attaccano l'Egitto, distruggono Micene, Troia, Atusa, eccetera, praticamente i Libu si insediano a Tiro. Sono quelli che costruiscono Cartagine nell'Ottocento. Infatti Didone veniva da Tiro. E quindi altri popoli, anche i Gecher, che però abitavano lì vicino al Mar Nero, e dove c'erano anche i Dardani di Enea, eccetera. Vabbè, un po' di confusione, però questa è la descrizione. Se ne può parlare con più calma. Andiamo pure avanti. No, molto, molto chiaro, direi. È chiaro, no, per chi conosce già, insomma, io, cioè, anche tu. La Però, cartina, dico, è un po' magari piccola da vedere, ma insomma c'è sì, tutto. chi ha letto un po' ormai un po' tutti scrivono dei popoli del mare, no? Nel 2000 io ero solo a scrivere dei popoli del mare, cioè chi sono questi popoli del mare? Adesso tutti scrivono dei popoli del mare, quindi basta vedere la cartina, si capisce un po' chi sono, eccetera. Possiamo andare avanti. Ecco, io un viaggetto l'ho fatto alle Canarie per una curiosità, volevo vedere se i Guanches avevano discendenze dei popoli del mare, e infatti è il risultato. Ma avevo un motivo, perché lì da loro c'era la porpora, ma non dei Morici. Era quella che noi oggi possiamo chiamare Emporio Armani, cioè la fascia meno cara della porpora, perché loro la porpora, i Guanches, la prendevano da un albero, io ho visto, toccato con mani, mi sono macchiato, eccetera. E loro hanno degli alberi, anche centenari, pluricentenari, che graffiando la corteccia producono questo succo rosso. Si chiama, ha il nome di un drago, casualmente, la drachena. La drachena non è quella piantina che abbiamo in Italia, si chiama dracena. No, questi sono alberi, si chiama drachena e producono la porpora. Questo è un esempio. In un museo ho visto della bellissima... Anche forse un pochino più sostenibile, nel senso, spero che con la corteccia non si rovini più di tanto, mentre invece i poveri murici se ne vanno quando... Ma non solo, ma ci volevano tonnellate di murici per produrre un po' di porpora. La porpora è la cosa più cara, il vestito più caro insieme al bisso. Lo indossavano soltanto faraoni, re, qualche gran sacerdote. La porpora la usavano i romani, ma solo il lembo della toga era contornata un po' di una strisciolina di porpora, che costava una montagna di soldi. Ma i Sardana lo scoprirono presso i Guanches. Perché i Guanches? Perché i Guanches erano berberi, perché i berberi erano Libu, e i Guanches sono discendenti dei Libu. Tant'è vero che c'è un'esplorazione che io cito in questo libro, fatta da Giuba II, che aveva sposato la figlia di Cleopatra. Si chiamava anche lei Cleopatra Selene. E quindi erano interessati, Giuba era il re della Numidia, quindi gli interessi li aveva per andare a cercare questa porpora. E quindi poi c'è un trattato riguardo questa porpora e questa produzione della drachena,
un autore io mai mi sarei aspettato, perché in Italia non ho mai visto niente pubblicato su questa persona non ha pubblicato in italiano dei testi così, l'ho trovato in spagnolo. È un poeta che ha vissuto al tempo di Dante Alighieri e di Petrarca, si chiama Boccaccio. Boccaccio ha scritto un trattato sulla produzione della porpora presso i Guanches. Andiamo avanti. E qui è descritto un po' quello che abbiamo raccontato. C'è anche un fatto curioso, perché gli argonauti attraversano un pezzo di strada, diciamo, perché andavano lungo il fiume. A un certo punto però il fiume non era più navigabile e dovevano andare a piedi. Si portavano la nave in spalla, cosa che hanno fatto i vichinghi quando sono scesi per attaccare Costantinopoli. Scendendo dal Dvina, che è navigabile, hanno dovuto fare 200 km in Bielorussia, e ancora esiste questa strada di 200 km, si chiama la Via delle Navi. Perché si chiama la Via delle Navi? Perché poi riporta a Dnieper e loro l'hanno fatta con questa nave in spalla, navicelle tipo vichinghi o tipo Sardana, se vogliamo. La navi da corsa Sardana sono identiche quelle vichinghe, quindi molto robuste ma molto leggere. E quindi andiamo avanti. Stesso sistema e stesso modo di navigare. Eccola, infatti, ecco la scena lì sulla destra ci sono, questa è una ricostruzione che hanno fatto un'università americana, prendendo il percorso dei vichinghi all'incontrario chiaramente, e usando le navi trasportate, tenendo sotto i remi, trasportate a spalla in questa strada che in Bielorussia si chiama ancora la Via delle Navi, stranamente. E lì poi a sinistra abbiamo una cartina che mi hanno fornito gli amici della Turchia su quello che io ho raccontato nei miei libri. I miei libri sono letti anche in Turchia e nei paesi orientali. Vabbè, andiamo avanti. Sì, tradotti in diverse lingue, appunto. Sì, allora, vediamo se si legge. Ok. E qui ho evidenziato quei nomi che abbiamo visto prima, alcuni almeno, quelli più importanti. Perché vai da Olbia a Olbia via terra? Comunque anche un po' lungo il Danubio, però molti tratti li hanno fatti via terra per arrivare a Olbia dall'altra parte. Che senso ha? Forse per aggirare i nemici, no? Però poi l'hanno fatto per tornare poi in Grecia. Sì, è veramente abbastanza incredibile la questione della Olbia di qui, Olbia di là. E poi Boristene, il nome del Dnieper, che è Boristene, che si trova a Borore in Sardegna, vicino a Macomer, dove c'è una cosa incredibile. Hanno trovato dei vinaccioli di uva di Cannonau, dicevano che Cannonau li avevano portato gli spagnoli, ma hanno trovato questi vinaccioli datati al 1800 a.C. dentro nuraghe, quindi data anche nuraghe, perché nuraghe li datano al 1600 a.C., ma se il nuraghe conserva dei vinaccioli del 1800 voleva dire il nuraghe ha qualche anno in più, ed è lì certo. Vicino al Boristene. Vabbè, andiamo avanti. Però. E qui è il viaggio che ho fatto dagli amici Guanches, dove ho trovato le piramidi di Thor Heyerdahl. Thor è il norvegese navigatore in solitario degli anni 60. Lui venne anche in Sardegna per studiare i fassones di Santa Giusta, quelle barche fatte col giunco, perché lui aveva studiato il giunco egizio e il giunco sumero, e vedeva che il giunco sumero affondava, si impregnava d'acqua e affondava, mentre quello egizio galleggiava, e gli avevano detto che in Sardegna facevano delle gare con questi fassones e li usavano anche per lavoro ancora. Lui è venuto in Sardegna, è andato a Santa Giusta e ha visto che quello sardo galleggia come quello di Mosè. E infatti la storia di Mosè è un po' fasulla anche per la storia dei fassones, perché il cesto che conteneva Mosè, dice la Bibbia, fu impregnato di catrame, insomma, di bitume. Non può essere, perché in Egitto non c'è bisogno. Invece era il racconto copiato da Sargon di Akkad, che era in Mesopotamia, e lì dovevano impregnarlo di
Per forza. di Catranti, altrimenti affondava. Perché, mamma mia. E lì abbiamo altre cose, andiamo avanti. Va. Qui c'è il fatto del nave Argo che viene portata da Argo, dal pilota, portata al tempio di Dodona, all'oracolo di Dodona. Dodona era Omero fa invocare spesso Achille, Zeus di Dodona. Dodona è importante perché gli archeologi, io ho degli amici scrittori lì, ho fatto una videoconferenza in Albania su questa cosa, hanno trovato un bronzetto che è identico al mio bronzetto, insomma il bronzetto della copertina del libro uguale. E ci hanno messo nell'articolo che hanno pubblicato su questo giornale specializzato, questo bronzetto è identico al bronzetto della copertina del libro di Leonardo Melio, uno scrittore italiano che scrive, insomma, ha fatto un piacere immenso, potevano dire sardo, ma l'italiano va bene lo stesso. E quindi c'è questa faccenda della benedizione, chiamiamola così, della sacerdotessa lì a Dodona, e regala ad Argo, gli regala un ulivo intero che lui praticamente pulisce, avrà messo solo l'albero, e l'ha messo a bordo, davanti a prora, diciamo, davanti alla prua, e questi guardavano questo tronco e avevano la direzione esatta. Io, insieme a un ingegnere di Cagli, abbiamo studiato questa, e all'ingegner Pinker, tra parentesi, mi dimenticavo, l'idea è stata sua, soprattutto prima che morisse, la bussola dei Chardin, dei popoli del mare, che è quella che vediamo lì, messa a prua, e avevano la vela moderna, che è quella che vediamo invece rappresentata in Egitto a Medinet Habu. Avevano la vela latina, come la chiamiamo, andavano senza remi. Le navi Chardin in quel grafico non ha remi, assolutamente, mentre quella egizia sì. E c'è tutto un trattato, insomma, vabbè. E quindi gli argonauti avevano queste cose. Perché tutti questi collegamenti? Perché tutte queste coincidenze? Andiamo avanti. Coincidenze, sì, sì. Coincidenze. Allora, e qui abbiamo accennato un po' ai popoli del mare che dopo l'invasione del 1200 e dopo la distruzione del Micene, Tirinto, Troia, Attusa, la distruzione di Ugarit, eccetera, anche delle città cananee, attaccano l'Egitto di Ramesse III, e l'Egitto stranamente si salva. Ramesse si vanterà come il bisnonno a Kadesh di aver vinto, mentre invece aveva al massimo pareggiato, però succede una cosa, che Ramesse deve trattare con i popoli del mare, tramite forse la sua guardia personale che non Shardana, deve trattare con loro per salvare il regno. E cosa fa per salvare il regno? Cede le province dell'impero. L'Egitto non avrà più l'impero. E le province che cos'erano? Era il Sinai, ma soprattutto la Siria-Palestina, dove si insediano. Nei papiri, nei testi egizi è scritto chiaro che ad Acco, vedete Acco lì sulla sinistra, a destra è scritto Shardana, ad Acco, dice l'onomastico di Amenemope, dice ad Acco, sotto la città di Tiro, abitano i Shardana, a Tiro vivono i Libo, poi abbiamo i Jeker che vivono a Biblos, e poi abbiamo i Sakalasa che vivono ad Azor, ma accidenti, i Pelesette che sono in Palestina. E i popoli del mare si insediano lì nel 1200, resteranno 400 anni lì prima di tornare in Occidente. Vedi il viaggio di Enea e degli altri che arrivano. Quindi tutte queste cose le abbiamo dette perché, se andiamo avanti, vediamo un piccolo appunto, il viaggio di Enea, appunto. Molti ridono quando io chiedo, scusate, ma Enea andò via da Troia, non dico fuggì, perché ho degli studiosi in antichità, compreso Catone, non il censore, ma Catone, l'anziano, che mi dà una mano già da allora. E quando uscì Enea da Troia con tutta la sua gente, nel 1200, massimo 1180.
andò via e fece quel tragitto che vediamo lì nel grafico e riuscì a passare anche in Tunisia, in Libia la chiamavano allora, da Didone, la principessa di Tiro, Libu, che stava costruendo Cartagine. Ora, Cartagine è data scientificamente, senza nessuna obiezione da parte di nessuno, fondata nell'814. E poi arriva a Roma dove il figlio fonderà Alba Longa nel 700, eccetera, eccetera. Ma se uno parte nel 1200 da Troia, metti anche nel 1180, e poi passa da Didone nell'800, allora nel 1200, passa da Didone nell'814, sono un paio di annetti, sono 400 anni circa. Dove si era fermato Enea, o comunque chi per lui, la sua gente o quelle che era uscita, dove si erano fermati? Nella cartina dove abbiamo visto. Il popolo del mare stanziano lì per 400 anni circa, poi forse sotto la pressione degli assiri o per motivi perché in Occidente si era ricreata la possibilità di reinserirsi nelle antiche città, vedi Cartagine, ma vedi anche Taros, vedi Murcia, vedi Palermo, eccetera, che esistevano già e vengono riabitate da questi popoli, dai Sacalasa a Palermo, eccetera, e Sardana in Sardegna a Taros, il Libu a Cartagine e tutte queste. Quindi c'è un ritorno, la Bibbia la chiama la sparizione delle 10 tribù, quelle di Israele, e sono loro, abitavano lì. E quindi c'è tutta la storia poi di Sisera che dice chiaro, grazie alle archeologie israeliane, che Sisera è un generale Sardana che abitava una città a Roset Goim, che io ho identificato, a Roset Goim in Israele. Guarda che combinazione. Quindi andiamo avanti, se c'è qualcos'altro, vediamo un po'. Tutti questi misteri, è sempre un viaggio strano di ritorno, eccetera. E qui bisogna dire chiaro e tondo, perché ho fatto degli accenni, ma c'è un motivo per cui io dico che i cosiddetti Fenici, Feniciomani, eccetera. Allora, i Fenici non chiamavano se stessi Fenici, ma nella cosiddetta loro lingua si scriveva Knm, M sta per il plurale, im, quindi Cananei. Loro non hanno mai usato questa parola Fenicia. La parola Fenicia è un'invenzione dei greci, che praticamente significa pelle rosa, quello che gli europei usarono per identificare i nativi americani. Ma un ciaio, un navago non è un pelle rosa, quindi ti mette a palo della tortura se lo chiami pelle rosa. Quindi voglio dire, è un nomignolo, un modo di chiamare, sono i rossi, perché? Per la porpora o per altri motivi. I greci usavano questo. Per i capelli? Può essere? Anche i capelli, certo, perché i popoli del mare, la maggior parte, ecco qui mi richiamo a Troia, a Omero, perché lui continua a chiamare il biondo Ulisse, il biondo Achille, il biondo Menelao? Ma sono tutti biondi questi qua, biondi o rossi comunque, tipo gli irlandesi. Quindi questa gente, alcuni di loro, soprattutto i Dani, quelli che sono andati su in Danimarca, eccetera, che poi sono tornati nell'invasione del 1200, e quindi anche a Troia, con tutte le loro abitudini, che usavano la legna piuttosto che la pietra per fare i muri, i roghi, e vestivano di pelli pesanti, pellicce, eccetera. Quindi sono racconti che hanno portato queste persone, addirittura il sole che si ferma, è un racconto, non è falso il racconto del sole che si ferma con Giosuè, è vero, ma era un racconto ambientato vicino alla Norvegia, lì il sole si ferma, come? E quindi c'è tutta questa roba qui, ma non solo, ma i Fenici vengono, il nome Fenici viene ufficializzato nel 1948. C'era un movimento indipendentista, il Grande Libano, e altri movimenti indipendentisti, oltre a quelli arabi. Questi del Grande Libano cercano di fare delle cose, poi subentrano i cristiani maroniti e gli ebrei, i giudei in questo caso, perché stavano insediandosi per costruire quello che è oggi Israele, e hanno inventato questa cosa del fenicianesimo, 1948. Da allora si è usata la Fenicia, la lingua fenicia, è un popolo che è un popolo fantasma, non è mai esistito, no?
ha occupato un impero più grande di quello dei Romani senza combattere. Ma quando mai? No, non è così. No, i Fenici sono gli Etruschi che ritornano, sono i Sacalasa che tornano a Mozia, sono i Sardana che tornano in Sardegna, sono i Libo che tornano a Cartagine, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i cosiddetti Fenici. Non esiste un popolo fenicio, esiste un popolo cananeo. Possiamo andare avanti. Candumai te lo ruberò, questo te lo dico già. Candumai è un'espressione. Appunto, vedi, i viaggi dei Fenici, io ho raccontato dei viaggi dei popoli del mare che arrivano in Brasile, ma ci sono dei documenti, la pietra di Paraíba che è il racconto di un naufragio del ritorno da Zimbabwe, eccetera. Ma questo bronzetto, che è stato trovato in Ogliastra, per la precisione a Baunei, quella delle calette più belle del mondo, c'è un bronzetto che raffigura questo personaggio che non si può. Ma non erano i Fenici che facevano questi viaggi, erano i popoli del mare, tra cui Sardana. Quindi Fenici, chiamiamoli. Se uno vuole continuare a chiamarli Fenici, lo faccia, ma in Sardegna adesso col temporale, con questo tornado, sono venute fuori 2 tombe nella spiaggia di Chia, sono tombe fenicie, ma fenicie da quale parte? Sono tombe sardane. Tra tanti disastri, forse diciamo l'unica buona, così. Ben vengano le 2 tombe, però voglio dire, piantiamolo, basta adesso questa storia dei Fenici, l'ha stancato perché la gente non ne vuole più sentire, perché in Sardegna è tutto fenicio, tutto cartaginese, tutto romano. I romani ci sono stati, non hanno occupato completamente la Sardegna, ma ci sono stati, è provato. Ma i cartaginesi erano alleati, sono Libu, sono popoli del mare anche loro, ma in più Fenici. Vabbè. Non si può sentire, diciamo, non si può sentire. Ma quando mai? Allora, ritorniamo al nostro, ovviamente, bisso. Eccolo. E quindi il lino sardonico era il nome che i greci usavano ignorantemente, ma non ignoranza nel senso cattivo della parola, ma ignorantemente perché non si conosce il significato, non si conosce il bisso, che pure è nominato in altre civiltà, vedi Israele, non Israele, vedi la Giudea, diciamo gli ebrei, che nella Bibbia nominano il bisso, ma lo chiamano bisso proprio, con Oliab di Dan, il costruttore dell'arca. E poi è particolare che effettivamente è così particolare, così di nicchia, diciamo, come prodotto, chiamiamolo così, che veramente non si conosce nemmeno noi. Ecco, io nonostante mi occupi di artigianato, quindi insomma non è che non apprezzi. È completamente sconosciuto perché non ci sono più né tessitrici, poi non si può più pescare, la nacchia non si può più prendere perché sta scomparendo. Io l'ho conosciuta nella mia infanzia, c'era appesa nei bar, i pescatori le regalavano, però erano gli anni 60, ancora si poteva, oggi non si può più. Quindi questa cosa del biso. Ma Chiara mi raccontava che Chiara, per gli amici ascoltatori, è la tessitrice, la nostra amica di Sant'Antioco, la chiamò con Papa Giovanni Paolo II, credo, per avere una consulenza, tra virgolette, io sono sicuro che il Papa lo sapeva già, sulla Veronica. La Veronica è quel drappo, quell'asciugamano, diciamo, che venne usata da questa signora per pulire la faccia di Gesù dal sangue, e rimase impressa la figura. E il Papa chiese a Chiara, che sapeva chi era, se quella poteva essere un dipinto. E Chiara disse no, non può essere un dipinto. Ma perché è così sicura lei, signora? Perché questo è bisso. Il drappo della Veronica è il bisso. Ma Chiara se ne è accorta subito. E sul bisso non si può pitturare, non si può, il colore non attacca. È come se fosse un metallo, diciamo, ma peggio. Cioè, se non lo riconosce lei, effettivamente era certa probabilmente di quello che stava dicendo. Lei quando è arrivata ha visto, no, questo è bisso, non può essere una foto. Quindi ha spiegato un miracolo, che, come lo vogliamo chiamare, è una cosa che noi non conosciamo, chiamiamolo miracolo, come prima si chiamava magia, no? Una cosa che non si può spiegare, è così è. Quindi
il drappo della Veronica, Chiara l'ha definito bisso, non l'ha definito, l'ha riconosciuto come bisso. E il Papa penso che fosse molto contento, perché sicuramente lo sapeva anche lui. Lo I sapeva papi già. hanno più scienza di noi. E quindi, Certo, è un bellissimo aneddoto, tra l'altro dovevo andare a indagare, assolutamente. Che dire, a questo punto io direi che siamo arrivati, vediamo, forse c'è qualche commento, avevo avuto qualche problema prima con i commenti, nel senso che non li vedevo. Andrea, per fortuna adesso li sto vedendo, quindi molto interessante, grazie a te. Se ci sono ulteriori, perché adesso non si vedono le slide, questa cosa è fantastica. Aiuto. Aspetta, non mi si prendono le slide? Ho appena detto che avevamo i problemi all'inizio, invece adesso non ci sono più. Perfetto. Allora adesso ci vuole un attimo di pazienza, perché io devo andare a cercare, vediamo un po' che cosa. Se le altre me le prende. Ah, ok, perfetto. Di qua. Ok, ci siamo, perfetto. Adesso poi riprendiamo anche il tuo libro, però intanto avevo messo qualche slide occulta, che per fortuna si vede, perché cominciavo ad avere qualche po' di paura stasera. Ok, allora questo è un quadro, ce ne sono tanti, questo è un quadro di Lorenzo Costa, proprio sulla spedizione degli Argonauti, 1485, questo al Museo degli Ermitani a Padova. Allora, che dire, il viaggio degli Argonauti simbolicamente è una miniera, insomma, non credo che si possa arrivare in fondo a livello di spiegazione per quanto riguarda i simboli che ci sono. Però, ecco, proprio molto stringatamente si può dire che appunto sia un viaggio dell'anima, quindi una ricerca, no? Verso questo vello, quindi questo dorato, quindi che può rappresentare conoscenza, immortalità, realizzazioni divine, eccetera. E poi l'oro, che è anche un oro alchemico, quindi una saggezza interiore, una ricerca della saggezza interiore. La nave è un corpo, quindi è un mezzo, quindi un veicolo, diciamo, iniziatico che può trasportare. Giasone cosa fa? È un aspirante che coordina varie persone, quindi le varie facoltà interiori, cioè gli eroi, per superare questi limiti, queste prove che devono fare. E ci sono appunto queste prove iniziatiche, quindi per esempio il passaggio delle rocce mobili, insomma, per il superamento sostanzialmente della dualità, ecco, per andare oltre. La direzione, anche qui interessante, che è l'Oriente, quindi la Colchide che indica il cammino verso la luce, quindi insomma direi che ci sono abbastanza elementi. È un percorso, questo è molto interessante, che trasforma il cercatore da umano a semidio. Allora io avevo, insomma, mi aveva colpito molto la frase che c'è sul vello d'oro, vediamo se ce l'ho là. Ecco, su questa qui che è l'immagine ovviamente ricostruita del vello d'oro, perché il nostro famoso dizionario dei simboli ovviamente lo cita, e cita anche Jung, che hai citato tu prima, dice: secondo Jung, il mito del vello d'oro rappresenta la conquista di ciò che la ragione giudica impossibile. Cioè, l'hai appena detto tu, il miracolo. È la ragione che lo giudica impossibile, ma non è che è impossibile, siamo noi che ci siamo autoimposti i limiti, di fatto. Quindi, la conquista di ciò che la ragione giudica impossibile, esso riunisce due simboli, quello dell'innocenza, rappresentato dal vello dell'ariete, e quello della gloria, rappresentato dall'oro. Esso si apparenta anche con tutti i miti della ricerca del tesoro materiale e spirituale, come il Santo Graal, ovviamente, e poi continua. Però insomma direi che abbiamo elementi su questo. mi sono ricordato di una cosa, scusa. Vai, interrompimi tu No, quando vuoi. hai parlato del capro, del capro espiatorio, diciamo. Il velo d'oro, in effetti, i greci raccontano che era quello cavalcato da Elle e dal fratello, che poi viene sacrificato e quindi viene appeso, eccetera. Il capro espiatorio della Isacco e di Abramo che sta uccidendo il figlio, poi non lo uccide, trova un capro e uccide il capro, è molto collegato col discorso degli Argonauti e del velo d'oro, del capro che cavalcano Elle e loro cadono in acqua, se ricordo bene, nell'Ellesponto dove diavolo erano. Quindi c'è questo legame tra la Bibbia e c'è un motivo, ma oggi non ne possiamo parlare perché poi diventa una cosa troppo complicata con i Jacker e il
il re spartano che scrive al gran sacerdote di Gerusalemme: noi e voi siamo della stessa stirpe di Abramo, uno spartano con un giudeo, diciamo. Quindi c'è questo legame tra Bibbia, racconti, mitologia, eccetera, ma diverse volte. Altro che, infatti. E poi, vabbè, io avevo trovato questo ulteriore elemento che mi aveva molto colpito. Questo, tra l'altro, abbiamo la fortuna di averlo in Italia, perché è nel Museo dell'Arte Sacra a Sabbioneta, quindi diciamo la provincia di Mantova. L'ordine di questo, diciamo, del Toson d'Oro, no? Che è un ordine cavalleresco dedicato a Sant'Andrea, fondato nel 1430. E, diciamo, c'erano solo un numero molto limitato di cavalieri che poteva avere, diciamo, accesso a questa onorificenza e ricevere appunto questo vello d'oro. Ed è proprio ispirato al mito di Giasone il Argonaute. Giasone, cioè. Posso dire che l'ho visto una. L'hai visto a Sabbioneta? Sì. Che bello. Questa può essere una notizia per i miei compaesani, anche per chi non lo sa, quei pochi, diciamo, il Toson d'Oro lo indossa sulla livrea, e quello è chiamato il vice del re, diciamo, che oggi alla processione di Sant'Efisio, che è il patrono di Cagliari, va a cavallo e comanda la processione, quello che rappresenta il sindaco, ma allora rappresentava il re. L'Alternos c'è stato un personaggio famoso in Sardegna legato ai Giacobini, alla rivoluzione francese, eccetera, è il mio grande amico, è un grande indipendentista, e quindi è chiamato così, il Toson d'Oro, è quello, sì, è il velo. Sì. E tra l'altro, ulteriore particolare che all'epoca avevo visto, però effettivamente non avevo approfondito, chi è che si fregiava tantissimo di avere questo Toson d'Oro al collo? Il mio assoluto mito, che è Rodolfo II d'Asburgo, quindi a Praga, che è super collezionista, super amante dello stravagante, dell'impossibile, ecco, di tutto quello che era. Di che periodo è? Oddio, aspetta che te lo dico un attimo. Allora, aspetta, Rodolfo II, che con le date Asburgo, te lo vado a vedere. Allora, 1552-1612, sì, 1600. I Templari non c'erano più, però... No. Allora, allora, in realtà non è che fosse una questione di onorificenza militare o quant'altro, perché lui delle guerre non ne fregava proprio niente, in assoluto proprio. Però evidentemente per motivi di stirpe, insomma, gli spettava, ecco. Però era molto, molto fiero di averlo questo Toson d'Oro, e probabilmente era fiero di averlo perché sapeva che era legato alla questione della mitologia degli Argonauti. Il mio sospetto rimane comunque, perché anche chi lo indossava, chi l'ha indossato per la prima volta in Sardegna, l'Alternoso originale, era legato, Templari non c'erano più, rivoluzione francese, quindi qualche annetto era passato, ma aveva questi, ci sono ancora quelli legati. Sì, ma ci sta, ma sicuramente anche solo appunto per la questione mitologica che lui conosceva perfettamente, sicuramente, e quindi insomma lo sfoggiava il suo Toson d'Oro. Bene, poi avevo messo la Pinna Nobilis perché volevo vederla un po' in faccia, questa mega conchiglia enorme, che in effetti rimane piantata così in verticale nel mare, e ha questo filamento che si vede forse sulla foto della sinistra in basso. È alta da mezzo metro a 80 centimetri, è abbastanza grande. Sì, e sarebbe interessante sapere a quale profondità, nel senso fino a quanto devi scendere. No, si trovava facilmente. Io penso che Chiara, quando si tuffa, non ha, anzi, lo so di preciso, non ha le bombole, diciamo. Né niente, va col boccaglio. Capito? Proprio solo snorkeling, diciamo. Capito. Quindi è abbastanza in superficie. Sì, si trova, magari non più tanto come una volta, ma si trovava nei bassi fondali. Certo. E comunque, insomma, è veramente bella, la Pinna Nobilis, il più grande bivalve del Mediterraneo. Detta anche volgarmente Nachera. In effetti somiglia. Con Nachera.
Stoviglia alla Nacchere. E poi cosa ho inserito? Vabbè, e il tuo libro, giustamente I popoli del mare, perché mi è caduto l'occhio sulla copertina, quindi su questo bronzetto famosissimo. Io ho, come dire, per dare un'interpretazione, poi ovviamente ci aiuterai tu, ho, come dire, un po' rubato, ma lei lo sa che lo faccio proprio per darle anche un attimo di, così di Conosco quella firma. infatti la Tiziana Feno, Tiziana. bravissima, eh sì, che appunto ha i suoi blog, tra cui Anna Sofia, Madalchimia, insomma sono veramente Sì. molto approfonditi, molto belli da andare a vedere, e aveva inserito questo bronzetto in una, diciamo, nelle proporzioni auree, quindi non c'è nulla, anche in questo caso di lasciato al caso, veramente tutto preciso, e ha effettivamente 4 occhi, quindi è il dio dei 4 occhi più queste corna, queste Marduk. diciamo che esatto, C'era Marduk era identificato come così. Marduk. Esatto, Io, Marduk, io però l'ho poi ti identificato, dice io l'ho ti identificato dice come Marduk. Marduk, che poi ti dice anche effettivamente anche addirittura Vishnu, Asclepio, cioè Dioniso, c'è tutta una sovrapposizione, no, Sì, di sì. Ma io l'avevo chiamato Marduk così perché me era venuto in mente, ma anche per i 4 occhi, però penso che non c'entri niente con Marduk. dici non c'entra niente con Mario, perché No, l'ho ma anche trovato se c'è il legame con quei Sumero-Accadici, però non lo so. Cioè io l'ho pensato e l'ho detto, quindi non ho fatto nessuna ricerca in proposito, a parte il numero degli occhi. Okay, okay. Eh sì, in effetti, insomma, comunque molto interessante, si trova anche questo al Museo di Cagliari. Sì. Ehm, Volevo sottolinearlo perché mi sembra veramente, bellissimo e interessante da vedere. Quindi insomma, questa serata è stata un po' una via di mezzo, no, tra quello che si può vedere realmente, quindi alcuni luoghi che ovviamente ci sono ancora, e la mitologia, quindi la parte di Attraverso lo specchio. Che Beh. dire, io Leonardo ti ringrazio, veramente è come sempre sono interessantissimi questi argomenti, legano, anzi fanno veramente capire cose che magari veramente di solito ci si passa sopra molto velocemente, molto così superficialmente, invece quante cose dobbiamo ancora scoprire. Una Allora, chiacchierata piacevole e comunque parlare così velocemente, avendo scritto 27 libri sull'argomento, poi a cercare di proposito dei metterli. 27 libri, io dichiaro già pubblicamente che ce ne sono diversi che mi piacerebbe tanto approfondire per le prossime puntate, tra cui mi era proprio veramente caduto l'occhio su un libro che per te è abbastanza datato, no? Del 2005, il calendario millenario degli Sciardana, quindi la Pintadera, tutta la questione della simbologia di questo I tipo qua. calcolatori del tempo, sì. Questa cosa qui veramente io te la metto già in nota, in prenotazione, perché la vorrei assolutamente, ma più tutto il resto, vabbè, ci arriviamo piano piano. Ne hai No, scritte talmente tante. invece pensavo a quello successivo al calcolatore del tempo, che era I custodi del tempo, che è ambientato completamente in Egitto con la questione dell'elettricità, Dendera e tutta quella Parliamo anche roba lì, quello perché io sono dell'Egitto, andato a veramente. Dendera, Sì, 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 sono anch'io. sceso Sì, sì. sotto Eh nella... sì, sono andata abbiamo fatto rifare i biglietti perché inizialmente le guide pensavano che non ci interessasse, poi vedi, sono arrivata fin lì apposta e no, adesso vai a rifare i biglietti perché mi servono anche è stata anche dura entrare perché insomma non è proprio agevolissimo Ma l'ingresso in questi. un periodo l'avevano vietato l'ingresso nel sotterraneo, poi l'avevano riaperto, poi adesso non so come sia, No, è però aperto, basta pagare un biglietto extra. Il problema è che è molto stretto, quindi extra, è sì sì. difficoltoso proprio fisicamente entrare in certi No, anfratti. io ero voluto scendere, lo conoscevo già tutta la questione, però sono voluto scendere perché era la ricerca delle rane, perché c'è un Esatto. legame con Galvani, Sì. con le rane, e lì era pieno, e con le lampade di Dendera. A me è venuto un'altra folgorata ancora, mi è venuta in Toscana la folgorata sulla rana, in realtà vedendo un santo cristiano, ma poi te ne parlerò, lo metterò magari come slide occulta quando faremo questa puntata perché proprio ci sta No, ma proprio su. il legame di Galvani è autentico, non è una mia idea, perché Napoleone, tornando dall'Egitto, andò a Bologna
e conosceva Galvani. Hanno avuto praticamente una lite. Galvani pare che l'aveva mandata a quel paese e gli ha tolto la cattedra che ha dato a Volta. Poi pare che il nipote di Galvani l'abbia vendicato entrando in quella questione di Frankenstein e di Mary Shelley. Perché? Perché il nipote di Galvani proseguì gli studi dello zio e andò a Londra e fece un esperimento con un cadavere che si fecero consegnare, perché loro cercavano un giustiziato con una testa attaccata al collo. Gli unici erano gli inglesi che continuavano a impiccare, gli altri tagliavano con la ghigliottina, era tutto cambiato. E quindi lui andò a Londra e in questo salotto, quando lui fece la dimostrazione, fece risuscitare il cadavere che si alzò praticamente per un paio di secondi, poi tornò giù. E nel salotto c'era questa signora, questa Mary Shelley, e poi scrisse... È rimasto un pochino impressionata dalla scena. E poi scrisse il mostro di Frankenstein, che guarda caso risuscita con la luce, con la corrente. È tutto legato. Ci ho scritto un libro, sono i custodi del tempo, è proprio in quel libro anomalo che non volevo scrivere, che invece sono stato costretto con tutte queste robacce. Insomma, vabbè, qui vediamo puntate davanti a noi, vediamo assolutamente puntate davanti a noi. Allora, io a questo punto, se ci sono altre cose da aggiungere, vedo la chat tranquilla, quindi possiamo andare. Allora, intanto che prepariamo ovviamente la tazza, l'appuntamento per la prossima puntata della Tana del Bianconiglio, che sarà venerdì 30 gennaio appunto di questa intensa settimana, 30 gennaio alle ore 21, torna il nostro Fabrizio Panizzi, che ormai conoscete benissimo, per diciamo raccontarci anche qui un viaggio un po' a cavallo tra attraverso lo specchio e i luoghi fisici, quindi un viaggio che effettivamente lui ha fatto in Egitto, ma il titolo è Viaggio nei misteri dell'Egitto, quindi ci sarà qualcosa in più. E che dire, Leonardo, siamo pronti per brindare a questa bellissima ulteriore puntata. Vedo anche un fiore abbastanza simbolico. Non la volevo questa tazza, gli ho detto a mia moglie, dammi una sensazione. Un attimo, mi sa che allora qui 5 petali azzurro più i bianchi sono non ti scordare di me, cosa dici? Secondo me potrebbero essere un'altra con un disegno che mi piaceva di più, ma non mi piaceva la tazza. Vabbè, la prossima volta ci porti quella più bella. Va bene. Grazie Leonardo davvero e come dire, alla prossima. Un abbraccio. Bene, buone cose, un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie.